Censurati e con la faccia da bravi ragazzi, arrestati dalla polizia due insospettabili trentenni mestrini. In casa detenevano complessivamente 10 kg di droga tra eroina e hashish. Altri 6 mesi di indagine per la morte di Giuliano De Seta e la proroga concessa dal GIP per far luce sulle cause del decesso del 18enne di Chioggia schiacciato da una lastra d'acciaio di 1 tonnellata. Cordoglio in tutto il Veneto per la morte di Silvano Vernizzi, il direttore generale e amministratore delegato di Veneto Strade, scomparso all'età di 69 anni. Era malato da tempo. Ultime vaccinazioni, poi stasera il Palexpo di Marghera, il più grande centro vaccinale del Veneto, chiuderà i battenti. Le vaccinazioni proseguiranno negli ambulatori diffusi nel territorio. Continua la protesta dei diportisti di Punta San Giuliano a Mestre contro l'aumento delle tariffe. Chiesto un dialogo con i vertici, affermano, ma nessuno ci ascolta. A Oriago di Mira, migliaia di nuovi alberi al Forte Poerio, grazie ai fondi del PNRR. Nella veste di giardinieri, Boy Scout di Agesci con i ragazzi di Anfas. Ex conterie, sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto al Museo del Vetro di Murano. L'area sarà riqualificata all'avvio dei lavori da fine 2024. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In casa nascondeva una quantità di droga degna di un narcotrafficante. Sono eclatanti gli arresti compiuti dalla Questura di Venezia durante i controlli che si svolgono in via Piave a Mestre. Incensurato, sconosciuto alle forze dell'ordine, il 35enne mestrino era davvero il classico insospettabile, faccia pulita, ben vestito. Invece l'altra sera non soltanto è stato scoperto dai poliziotti della squadra mobile a spacciare droga in via Piave a Mestre, proprio nella zona notoriamente di appartenenza dei nigeriani. Di più, nel suo appartamento nascondeva una incredibile quantità di stupefacente degna di un narcotrafficante, ovvero ben 3,5 kg di eroina purissima, ora sotto sequestro, e che, opportunamente tagliata, sul mercato avrebbe fruttato più di 100.000 euro. Lo spacciatore mestrino arrestato questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Alberto Scaramuzza per l'udienza di convalida del fermo. Soltanto pochi giorni fa un altro mestrino trentenne è stato arrestato perché è in possesso di 5,5 kg di hashish e marijuana comprate in bitcoin, la criptovaluta digitale, dopo aver preso accordi su una chat Telegram. Altri 6 mesi di indagine per la morte di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia, morto durante uno stage lo scorso settembre a Noventa di Piave, e la proroga che il giudice per le indagini preliminari ha concesso per far luce sulle cause della sua morte e capire in particolare chi abbia azionato e perché il carro ponte, con il conseguente spostamento della lastra metallica di oltre 1 tonnellata, finita sul 18enne impegnato in un percorso di alternanza scuola-lavoro. L'attività lavorativa di Giuliano De Seta, cioè l'avvitamento di bulloni, non richiedeva infatti l'uso dello strumento. Dell'inchiesta, che vede 4 indagati, l'ipotesi di reato principale resta l'omicidio colposo. Cordoglio in tutto il Veneto per la morte di Silvano Vernizzi, il direttore generale e amministratore delegato di Veneto Strade. Si è spento a Rovigo all'età di 69 anni. Il presidente Zaia, esprimendo cordoglio, ha ricordato, lo chiamavamo Mister Viabilità. Tutte le grandi opere stradali compiute in Veneto negli ultimi anni portano la sua firma. Se ci fossero i soldi domani potremmo appaltare l'opera e in un paio d'anni sarebbe pronto. Direttore generale e amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi si è spento a Rovigo all'età di 69 anni. Queste immagini risalgono a dicembre, l'ultima intervista ai nostri microfoni sui finanziamenti per la realizzazione del Teraglio Est tra Treviso e Casier. Dalla A28 al passante di Mestre, alla superstrada pedemontana, fino alla terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste, tutte le grandi opere viarie venete sono indissolubilmente legate a lui.
Una persona per bene, ha detto il presidente Zaia, un lavoratore instancabile, un professionista che sapeva cosa significasse fare squadra per raggiungere l'obiettivo. La scomparsa di Silvano Vernizzi è un brutto colpo per tutta la regione del Veneto. È sempre stato una persona che ha rappresentato una colonna portante per le infrastrutture e i trasporti della nostra regione, un punto di riferimento affidabile, efficiente e leale. Vernizzi era entrato in regione nel 1984, ricoprendo incarichi nel Dipartimento Viabilità e Trasporti e alla Commissione Valutazione Ambientale, fino alla nomina da amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade, la società regionale che ha in gestione oltre 1900 chilometri di rete stradale. Nel 2011 aveva subito un infarto nel corso di un convegno, era stato in coma, ma dopo la riabilitazione era tornato al lavoro. Abbiamo in questi anni costruito un rapporto di fiducia veramente straordinario, con scambi di opinioni e confronti anche talvolta bruschi, ma che si sono sempre tradotti in una forma di rispetto importante. Vernizzi è ricordato da Coldiretti Veneto come lungimirante e concreto, autore di soluzioni d'avanguardia dal passante verde fino all'accordo sugli espropri. Per il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, Veneto Strade era per Vernizzi come un figlio, una creatura che ha traghettato dall'entusiasmo delle grandi opere alla maturità arrivata con i cantieri di ricostruzione post-Vaia. Secondo il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, Silvano Vernizzi è stato un punto di riferimento per tutte le amministrazioni, per centinaia di sindaci e per tanti cittadini. Un professionista competente a servizio del bene comune. Secondo l'ex senatore e deputato veneziano Marco Stradiotto, al passante andrebbe dato il suo nome. Ultime vaccinazioni e poi stasera il Pala Expo di Marghera, il più grande centro vaccinale del Veneto, chiuderà i battenti. Era stato aperto qualche mese fa con tanto di benedizione, era stato annunciato anzi qualche mese fa con tanto di benedizione del patriarca Moraglia. Sentiamo tutti ancora un po' la stanchezza per il contrasto a questa pandemia che ci ha segnati e il commento di Vittorio Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulstra Serenissima. Ma dall'altra parte c'è l'orgoglio di aver ridato vita a questa struttura e di aver visto come e quanto la sanità pubblica possa essere efficiente. Dopo stasera le vaccinazioni proseguiranno negli ambulatori di sanità pubblica diffusi sul territorio. Continua la protesta dei diportisti che lasciano le imbarcazioni in sosta a Punta San Giuliano contro l'aumento delle tariffe. Abbiamo chiesto un dialogo con i vertici, dicono, ma nessuno ci ascolta. Questo luogo è un luogo nato per chi vuole andare a vela o vogare a remi. Alcuni soci delle 5 associazioni del Polo Nautico Sportivo Venezia non sono d'accordo con l'aumento imposto a inizio anno per lasciare le imbarcazioni in sosta a Punta San Giuliano. È nato proprio per dare la possibilità a tutta la popolazione, sia abbiente o non abbiente, chi ha la possibilità, chi non ha la possibilità, c'è gente che ha una minima pensione e può avere la possibilità di uscire anche lui, perché no? Le cifre da pagare sono quasi raddoppiate, se per qualcuno può essere una spesa affrontabile, per altri non è così, dal pensionato al più giovane. Io ho 900 euro di pensione, prima pagavo 700 euro, adesso ne vado a pagare 1.300-1.400 e l'anno prossimo probabilmente sarà di più perché ci sarà anche il costo dei capannoni. E quindi non potrà sostenere questa spesa? Penso che me ne andrò via, venderò la barca perché non trovi altri posti, insomma. E per lei la barca quanto importante è? È il 90% della mia vita. Un giovane o qualsiasi cittadino mestrino poteva permettersi di mettere una barca qui, praticare lo sport della vela e stare insieme alle persone e agli altri amanti della vela. Adesso da una spesa che poteva essere 50-60 euro al mese come è in tutte le palestre, in tutti gli sport, adesso passiamo a 120-150. I soci, per cui l'attività sportiva è quella principale, consapevoli di dover fronteggiare un aumento visto il rinnovo della struttura circostante con conseguenti costi di gestione, hanno anche incontrato i presidenti delle associazioni per fare una proposta alternativa, che però sembra non essere stata presa in considerazione. Che le quote vengano riviste a fronte di elementi contingenti che nel tempo sono cambiati. Dall'altra parte c'è chi spiega le motivazioni di questa scelta. Le proposte che sono state fatte di sostituzione totale o parziale con personale volontario oppure di pagare una quota a ogni uscita
una scelta di gruppo, siamo sbagliati. Abbiamo fatto queste scelte in base a un mandato che abbiamo avuto. Senza contare, denunciano che a fronte di un aumento manca la parte fondamentale. Io per andare in acqua qui devo ancora usare un pontile di legno vecchio e scassato, quando non c'è uno scivolo, c'è un circolo vetro che non è uno scivolo per andare in acqua, è come un circolo di tennis che non ha i campi da tennis, è assurdo. Dunque il Veneto ha speso il 90% dei fondi messi a disposizione in questo settennato dall'Europa. Se entro fine anno non si spenderanno gli ultimi 71 milioni rimasti, si rischia di perderli. Ma in altre zone d'Italia le cose vanno ancora peggio. Alla fine dell'anno mancano poco più di 9 mesi e dentro quella data il nostro paese rischia di perdere quasi 30 miliardi di euro di finanziamenti europei se non sarà in grado di spenderli. A lanciare l'allarme l'ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo il quale dei 64 miliardi e 800 milioni di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione dell'Italia nel periodo 2014-2020, la spesa certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54% del totale. Entro la scadenza di attuazione di questo settennato, quindi, il 31 dicembre, dobbiamo spendere i restanti 30 miliardi, pari al 46 della quota totale, di cui 10 di cofinanziamento nazionale. Nel Veneto la situazione non presenta criticità, ma nel resto del paese le cose stanno diversamente. Nel Mezzogiorno, ad esempio, sono a rischio molti fondi di coesione europei, ma anche le risorse del PNRR. In un momento in cui gli investimenti pubblici scarseggiano, sarebbe un delitto non riuscire a mettere a terra tutti i soldi che ci sono stati stanziati dall'Europa. Il Veneto ha speso quasi il 90% delle risorse, rimangono da spendere 71 milioni. Ma fatto salvo che le due regioni che hanno già utilizzato maggiormente le risorse europee sono Lazio e Molise, le amministrazioni che appaiono più in difficoltà si trovano nel Mezzogiorno. La Sicilia deve spendere quasi 1,5 miliardi, la Campania 1 miliardo e quasi 300 milioni. Chi al Sud si oppone alla riforma dell'autonomia dovrebbe riflettere seriamente, perché alcune regioni invece chiedono di gestire in prima persona molte funzioni e altrettante competenze. Cambiamo argomento e andiamo a Oriago di Mira, dove migliaia di nuovi alberi sono stati piantumati al Forte Poerio grazie ai fondi del PNRR. Hanno piantumato con le loro mani centinaia di alberelli, poi c'è stato chi ha preferito usare il badile e chi ancora si è alternato con altri strumenti. Abbiamo voluto partire con i ragazzi, con gli scout di Mira 1 a Gesci, proprio per in qualche modo dare quella sensazione che questo bosco è il loro bosco. A Forte Poerio, a Oriago di Mira, al via alla piantumazione di quelli che saranno oltre 3.000 nuovi alberi per un totale di 4 ettari di nuova forestazione, grazie ai fondi del PNRR e al bando di forestazione urbana voluti dal Comune. Oltre un centinaio le ragazze e i ragazzi che si sono cimentati nell'arte di giardiniere, i boy scout di Agesci, i ragazzi di Anfas e di altre realtà del territorio, tutti insieme nell'avvio del progetto Un albero per il futuro. Biancospino, tiglio, ciliegio selvatico, frassino, soltanto alcuni degli alberelli piantumati per il nuovo bosco urbano, simbolo di vita, forza e di un nuovo futuro. Da Oriago di Mira ci spostiamo a Murano per parlare del sopralluogo compiuto dall'assessore comunale ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto alle ex conterie. L'intera area, ha detto, sarà riqualificata. Possiamo finalmente ampliare il Museo del Vetro e approfondire il Novecento, ma soprattutto la produzione contemporanea. Lì è nostra intenzione presentare le opere dei maestri vetrai, delle fabbriche, degli artigiani, artisti che lavorano qui a Murano e dimostrare al mondo che Murano è viva e produce. L'assessore comunale Zaccariotto ha effettuato una visita agli spazi ex conterie, che saranno oggetto di un intervento con la trasformazione degli immobili in spazi espositivi collegati proprio al Museo del Vetro.
Oltre ad ampliare quella che è l'offerta museale, ci permette anche di, non dico completare, ma continuare un intervento che ha già diversi anni di impegno da parte dell'amministrazione comunale, oltre che da parte della Fondazione Musei, e che ci porta a riqualificare un'area che è l'area delle conterie e che vede insieme tutta una serie di elementi, che sono gli elementi legati al vetro come attività, penso alla parte artigianale, che sono gli elementi abitativi, quindi con le conterie, che sono quelle attività anche commerciali. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2024 per poi proseguire con altri interventi. L'ampliamento ci permetterà, oltre di estendere quella che è la parte espositiva del museo, anche di creare degli spazi dedicati all'isola, quindi con delle sale che potrebbero essere utilizzate direttamente dai residenti di Murano, che potranno essere usate per attività legate al vetro, come anche altre attività con uno scopo aggregativo che aiuta l'isola a poter vivere in qualunque momento dell'anno. Il provveditorato alle opere pubbliche ha dato il via libera ai lavori alla diga Soffolta, che rappresenta un'importante difesa per l'isola di Pellestrina. Si tratta di un intervento atteso da anni, per il quale sono stati stanziati 4,5 milioni di euro. L'operazione coinvolge anche il Comune di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova. Sono iniziati i lavori di sistemazione della diga subacquea, detta anche diga Soffolta, che protegge l'isola di Pellestrina dalle mareggiate. Si tratta di un'opera artificiale realizzata alla fine degli anni 90, che perciò in alcuni punti, dopo quasi 30 anni, ha bisogno di nuovo rinforzo. I lavori dureranno circa un anno. Il MOSE funziona, ma bisogna anche fare le manutenzioni riguardo gli arenili e tutte le opere di compensazione. In questo caso sono già iniziati i lavori della ricarica della diga Soffolta, che si trova parallela a 400 metri dalla spiaggia di Pellestrina, e sono già iniziati i lavori per opera del provveditorato alle opere pubbliche. Il Comune ha a disposizione 4,5 milioni di euro, a cui si aggiungono poi altre risorse del Consorzio Venezia Nuova con fondi anche europei e dal provveditorato alle opere pubbliche, che ha dato il via in questi giorni all'intervento. Con i fondi destinati per l'alluvione, grazie al commissario Luigi Bugnaro, saranno 4,5 milioni di euro di investimento. Poi l'ultima parte che interessa al Consorzio Venezia Nuova, dove ci sarà anche il ripascimento, quindi della sabbia. Si tratta di un'operazione che è stata a lungo attesa. Lavori molto importanti appunto per quanto riguarda la difesa idraulica e per quanto riguarda le persone che ci abitano in isola Pellestrina, lavori molto importanti anche per la Laguna di Venezia e per la città di Venezia, perché Pellestrina fa da barriera, fa da diga durante le alluvioni, le acque alte, le mareggiate, fa da diga verso Venezia. Ed ora andiamo a fare visita ad un artista veneziano d'eccezione, che è giornalista e scrittore, nonché uno dei volti più amati di 90° minuto, la trasmissione che portava il calcio nelle case degli italiani prima dell'arrivo della televisione a pagamento. Vediamo di chi si tratta. Concludo questo collegamento con un giudizio sulla direzione arbitrale. Il signor Amendolia, limitatamente ad oggi, non mi è parso il miglior arbitro che ci sia. Linea A, Paolo Valenti. L'artista, poeta, scrittore e giornalista Ferruccio Agard, a distanza di alcuni decenni, simula uno dei suoi collegamenti più celebri, quando faceva parte della banda di Paolo Valenti al 90° minuto, portando il calcio la domenica pomeriggio a casa di 20 milioni di italiani. Oggi racconta la sua produzione artistica. Sono da 20 anni pittore a tutto campo, sono fra i pionieri dell'arte programmata e cinetica, ho fatto 170 mostre personali in tutto il mondo, 7 biennali di Venezia, sto lavorando giorno e notte. E poi continuo anche la mia produzione come romanziere, da non molti mesi è uscito il mio terzo romanzo, Com'è gialla Venezia, ambientato in gran parte nel centro storico di Venezia ma anche al Lido di Venezia, romanzo nel quale fra una risata e l'altra, fra un delitto e l'altro succedono cose terribili
si parla dell'avvenire di Venezia. Dalla sua fucina al Lido di Venezia propone anche alcune soluzioni interessanti per la città. Propongo delle innovazioni tecnologiche realizzabili che potrebbero trasformare completamente la città di Venezia e farla ritornare grandissima e popolata, far ritornare chi è andato via da Venezia e fare arrivare persone qualificate da tutto il mondo, non come turisti, ma per viverci. E a proposito di calcio, dopo 2 sconfitte consecutive, il Venezia muove la classifica ma non va oltre l'1-1 al Penzo nello spareggio salvezza di questo pomeriggio contro il Brescia. I lagunari erano anche passati in vantaggio ma poi si sono lasciati raggiungere. Sabato prossimo trasferta ad Ascoli Piceno. Questa notizia sportiva si chiude questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Vi lasciamo alle previsioni del tempo. Dopo di noi vi ricordo andrà in onda il telegiornale di Treviso. Buonasera. Bentrovati al meteo. Si rafforza la pressione atmosferica, il tempo dunque sarà buono in questa domenica 12 marzo. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Fino al primo mattino avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi cielo sereno o al massimo velato. Venti dai quadranti settentrionali e quindi più freschi. Le temperature saranno dunque in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 2 e i 5 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con cielo in prevalenza velato, più sereno sulla costa. Soffierà un po' ovunque, bora moderata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con occasionali nubi in transito. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.